ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare sempre qui in alto. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Siamo il 15 di aprile del 2022, fra un po' entrerà Pasqua e Pasquetta, perciò approfitto di fare questo breve video, una panoramica del mio otto, e nel frattempo vi voglio augurare una buona Pasqua a tutti voi, a tutti i miei iscritti, a tutte le persone che si vedono questo video e alle loro famiglie. Una buona Pasqua a tutti. Va bene, ora vi faccio vedere questa piccola panoramica del mio otto, le cose che ho seminate, diciamo. Allora, qua ci sono seminate i ceci, questi li ho seminati verso il 10 di marzo, perciò all'incirca un mese e qualche cosa, già la prima piantina sta crescendo, state vedendo? Questo. La prima piantina già sta crescendo. Poi potete trovare se mi video sul mio canale, qualsiasi cosa che io vi faccio vedere, voi basta che cercate sul mio canale, troverete. Va bene, andiamo di qua. Scusate se vedete un pochettino di disordine, perché è il periodo anche di fare pulizie, togliere l'erba. Qua ci ho seminati un po' di piante da zucchina, questa bianca, la zucchina bianca siciliana, questa che si fa fritta o a minestra, la zucchina bianca, insomma la zucchina 40 giorni, qua li ho messi qua. Oggi il tempo non è tanto bello, adesso in questi giorni porterà acqua anche. Qua ho preparato questa aiola rialzata, diciamo, con un po' di pacciamatura di stallatico, ci sono anche gli escrementi di cavallo stagionato, diciamo, che la paglia no, la paglia è fresca, ma di sotto c'è il stallatico, c'è del compost, insomma c'è tutto concemato, è stato lavorato con la motozappa. E ora poi, quando prima, metterò dei pomodori. Qua queste sono le due, diciamo, aiole che ho fatto di fragolo, però uno l'ho dovuto togliere perché non mi restava molto spazio per seminare, perciò le ho regalate a diverse persone e mi sono lasciato questa striscia. Guardate, è tutta in fiore, guardate, è tutta in fiore, perciò quest'anno ci sarà una buona produzione di fragola. Guardate, tutto in fiore, è tutto in fiore, guardate quanti fiori ci sono. Questi sono un po' che poi andrò a seminare qualche pianta di melenzana. Là ci sono, ora vi faccio vedere un pochettino in giro. Qua ci sono dei cavolfiori bianchi messi qua ci sono sempre le fragole, qua ci sono sempre due piante di zucchina, questa bianca, io ho detto la zucchina 40 giorni. Qua ci sono sempre le fragole, questi sono i palloni di nocciolo che ho messo a dimora, uno e uno, due, per sempre, che potete trovare video sul mio canale. E qua ci ho messo diverse varietà di zucche, come la zucca Napoli e qualche zucca che si coltiva qui in Sicilia. Va bene, poi andiamo di qua, ora vi faccio vedere un pochettino tutto. Questa è la pacciamatura, ho detto alla aiola, che ci devo mettere ora poi le piantine di pomodori. Qua c'è, ho messa tutta la zucchina, questa è la zucchina lunga siciliana, quella che, insomma, quelle che si fa la pasta a minestra. Qua si mettono tutti qua. Guarda, passiamo di qua. Qua ho seminato diverse varietà di pomodoro che stanno crescendo, li ho coperti. Poi quando c'è una bellissima giornata le tolgo la plastica, poi la sera la metto un po' per anticipare, diciamo, il trapianto.
Qua ci sono le fave, guardate come stanno crescendo. Ho fatto sempre la cimatura, la incazzatura che potete trovare sempre video sul mio canale, le fave che ci sono, e pieno pieno di fave, state vedendo? Quando dico che la pianta bisogna cimarla, così la pianta si dedica a far crescere i frutti belle grosse, se no tenta a crescere e a lasciare un pochettino i frutti piccolini. Qua ci sono i frutti di bosco, guardate come sono cresciuti. 1, 2, 3 mirtilli, non mi ricordo, c'era l'uva spina, i ribis, insomma potete trovare i video sul mio canale. Poi qua ci sono altre fave, guardate che sono bellissime queste fave, sono quasi pronte da raccogliere. Vi sto facendo vedere un pochettino la panoramica del mio orto. Qua ci sono sempre dei pomodori, guardate come stanno crescendo, pomodori, quando ce ne sono pomodori, tutte diverse varietà, le copro bene. Qua c'ho della lattuga romana, messa qua fino a là. Qua c'è della cipolla, questa qua è cipolla, questa bianca, per prendere la cipolla fresca. Qui c'ho ci sono i broccoli, cavolfiori in fioriture che ho fatto anche in video, state vedendo che sono belli. Fiori. Ora vi faccio vedere anche là. Questa è la pianta di fico nata da Talea che ho potato, date una formazione, state vedendo già come stanno crescendo le foglie, per darci l'impaccatura. Qua ci sono le altre fragole, questa è la cipolla rossa normale, no quella di Tropea, la cipolla rossa. Va bene, mi sembra che vi ho fatto vedere un pochettino tutto. Questo è il mio orto, vedendo il mio orto, cosa ci ho seminato: fave, lattuga, cipolla, insomma tutte le cose che uno può mettere ora a dimora, che siamo già in primavera. Perciò pomodori, ora fra una settimana penso quelle là che ci sono là, che sono più cresciuti, le vado a mettere qui in questa aiola, diciamo, con la pacciamatura, così tiene anche di sotto tiene l'umidità e necessita meno acqua. I pomodori, là c'è la rete che poi si possono arrampicare. Ho messo anche qualche piantina di cetriolo, non ricordo dove, qui. E niente, mi sembra che poi ho messo anche delle melenzane, dei semi di melenzane, non ricordo se sono qua o sono là, però ancora debbono crescere. Questi li ho messi 2 settimane fa. Va bene. E niente, allora io vi ho fatto vedere una panoramica del mio orto, cosa ci ho seminato, cosa ci ho a disposizione fra un po' da prendere, tipo le fave, piselli non ne ho fatti. Scusate se c'è un po' di assenza per caricare sul mio canale, perché ho diversi video in fase di montaggio, sto aspettando i risultati, perciò io li faccio così i video. Per chi mi conosce li faccio dalla semina, diciamo, alla crescita, e poi anche altre piante, non è che faccio solamente un video. Perciò aspettate un po' di pazienza e fra un po' caricherò poi dei video. Purtroppo si deve aspettare quando uno fa dei video, perché per dare anche il risultato finale. Va bene, allora io vi lascio con questa panoramica del mio orto. Vi ho fatto vedere un pochettino così, tanto per fare un video e anche per farvi gli auguri. Allora io rinnovo gli auguri a tutti voi, di passare una buona Pasqua a tutti voi e in famiglia.
E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, da Lotte Idea. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!